Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Benivenidos e beniveniusu ai gustato più de Vagabogi, sa mandata in lingua sarda, che vuole donare bogi e logo a chi ne ha di scioperau de bifi, traballai e frinca in Sardegna. In gustato più è uso scioperau de si puedai da Galeseda, un furronconeddu de sa Sardegna che si incradata in su mari, e noi su tempusu pare di passare ancora plus a bello, e noi sa memoria, sa lingua e sa cultura funti galubiasa, ma che porta sa muda. Eu uso ascoltavo i voci di chi a Caleseda, da conosciti da sempre, di chi da di via mudai, di chi torna da ogni volta che vai, di finza sa mancai chi vi fa atteso. Funti conto su semplici, ma cardiusu, che vuedanta de ispera, de questioni fittianasa, de disigiusu de una vita che si stimata a fungumeda. Uso a fuedai dei gusti che traballa bene e dei gusti che si messi, secondo me, merita da attenzione, cura e essere ascoltato. Ma che tutto uso a fuedai dei identità. S'identità di tabarchina, che passa da finzese e plus de altro, mensa lingua. Una lingua che galuga l'ancunu fueda da con valentia. Altros da mentanta con ispediu e medas iant a disigiai ca disiada torrau caballo e lassada ai singenerus nousu. Con Matteo Leone, artista giovanu, usu torrau a attraessai sa reginis tabarchinas con sa musica, intradiamentus e sonus nousu. E appustisi ci funti stettias is istorias de sa cugina, de rezettas antigas, de muscus e tradizionis. Poita su benidore di un logo si fabbrica dai cipuru, ascurtendi e chi ni due bifidi e donendi caballo ai gusto chi tu fai di unico. A mio paese me la ricordo abbastanza un paese tranquillo, onde anche se teniva a giovent a porta e o padrone del cao usciva tranquillamente a fossa a spaesa. I figli giocavano in te strade perché chiamano macchine, chiamano traffico. E i ricordi belli da mia infanzia, di anni 60-70, quando i primi anni che veniva o paese, specialmente d'estate, veniva popolato da tanti turisti do Sulcis, ma anche continentali. E il bello lì è proprio che ha tanta gente. Noi come gente che adesso siamo anche gente molto ospitale, quindi tutti quelli che arrivavano erano molto, come si dice, presi in considerazione perché comunque portavano anche un certo benessere a tutti i cittadini, specialmente i commercianti, i ristoratori e chi ha insomma attività commerciali. E la bellezza che ha tanta semplicità, ma all'insieme che ha anche tanta da parte all'intorno che hai associazioni che organizzavano feste do paese, quindi a casa gli popolò de gente, se cantava, se ballava, insomma, mica sti ricordi che anche un'aula se fanno queste cose, ma quando avviciniamo e anche, non so come dire, ci incentivare, ci apprezzare, forse perché comunque cada sera allora definì a Perla do Sulcis, l'unico paese appunto che manteneva queste feste, anche se diciamo paesane e popolari, però arrivava tutta la gente, a parte i foresti continentali, anche quelli do Sulcis che avevano proprio a quelle de vade un po' divertirsi, almeno i mai gestivi. Che mi piace tantissimo la festa del Luca.
o festa di San Maurizio, comunque, il patrono di Cadeseda. Sono legato a cose veggie, comunque da piccinetto, che se andavo a vedere mio, poi si andava lì a festa. Una sensazione, non è proprio una cosa che mi piace più dell'altra, però è la sensazione di memoria, di cose belle. Vabbè, Cadeseda le scangiavo, adesso mi sembra un discorso da boomer, però vabbè, è normale che a scange così, magari non così tanto che tante canne, è tutto diverso da quando ero piccinetto, però è normale, è progresso, è normale. A me non mi piace, però le scangiavo totalmente il paesaggio, ma anche da qui, adesso, normalmente venivo a Kiev da piccinetto a fare il bagno, tutte queste case che vedo, chi ha non è proprio scangiato tutto, totalmente. Come me la ricordo, da piccinetto Cadeseda è diversa, con tutte le tecnologie, tutte le cose, è tutto scangiato. Mi ricordo quando ero figlio, si andava per quei barchini, e ora non si mangia più queste tradizioni qui. Ora non... Borche grosse, tutte da spostare. Prima si accontentavamo di stare da vicino, la preferiva prima, era più bella, era più suoi notti. Prima per dire i Cadesedei da mia età, non c'è pochi che a Cadeseda, e tutti a lavorare fuori, perché Cadeseda non offriva il posto di lavoro che chi l'ha fatto militare, chi è partito a lavorare in fabbriche in continente. Sono emigrato perché? Perché proprio che a Cadeseda mi è stata data la possibilità di emigrare. Perché? Perché l'amministrazione comunale Caghea, ai tempi, l'amministrazione sotto il sindaco Adriano Bersano, aveva detto questa possibilità di creare l'università a Cadeseda, l'università collegata all'Università di Bologna, qua facoltà di economia, e mi con quello titolo che lavoro, grazie a ciò che la venuto qui. Quindi non è solo rispetto al luogo o vesse dimo in tuo luogo, lavorando in tuo luogo e si fermi qui, ma anche un luogo, dimo che in questo caso, che adesso mi ha dato la possibilità di realizzarmi da un'altra parte, in questo caso Milano. Mi ricordo che adesso nella mia infanzia, chi si monta a Ciassa? Alla Ciassa principale, ma perché adesso è alla Ciassa. Anche se c'è Piazza Belli, ma prima si chiamava Piazza Municipio, ma perché adesso è lunga a Ciassa. Lì il municipio, mi ricordo di questa parte che accade a Teodolinda, a pizzeria, che non è proprio lì, da questa parte, che da vicini altri, alla proprio da questa parte, e veniamo a Zigancia a Ciassa. Cadeseda anche a sempre anche un fregio perché è una gloria dava ai figli che giocano in Ciassa, cosa che non esiste da altre parti, onde ormai i figli non vanno a Ciassa a giocare. In tutto tempo c'è stato di miglioramenti, c'è stato anche di peggioramenti. Ora vedo
di miglioramenti, vede gente anche più contenta quando parla di Cadesseda. Aua, se poi parla di Cadesseda non solo per le case, non solo dal punto di vista naturale, ma se poi parla di cultura, di mangiare a Sagrado Pilar. Ma non solo, a Sagrado Pilar è una delle tante, perché Cadesseda non è solo Sagrado Pilar. Ha anche Sagrado Pilar, ma ha anche tante altre cose, perché a Cadesseda si può mangiare autunno, a Cadesseda si può mangiare sia a cucina sorda sia a cucina ligure. Cadesseda è un incontro di cultura, l'incrocio di cultura, non solo sorda e ligure, ma anche tutte le altre culture, perché le persone che vengono a Cadesseda hanno detto un contributo non solo nella cucina, ma nella cultura, in amicizie, in rapporti. Cadesseda, mi dico di lungo, Cadesseda è un paese che l'aspetta con le braccia aperte e gente che viene anche per sentirsi in casa. Si usa parlo tabarchi tra amici, parenti, cerchiamo di portare avanti la nostra tradizione. Infatti a mia figlia ha 3 anni e a scuola anche che spiega come parlo il nostro dialetto. E quando viene qua, infatti, ne canta le canzoni in il nostro dialetto. Tabarchi. Purtroppo il dialetto ultimamente si è un po' perso anche a livello di amicizia, a seconda anche anche con i figli. A me, per esempio, i miei figli non capiscono parlo dialetto perché avendo un babbo non di Cadesseda, vado per forza da parlare in italiano. Però la capiscono e quindi se capita di parlare con gli amici parlano anche gli altri dialetti, ma non hanno proprio come abitudine come dello me. A me mi detengo tanto e continuo a parlare io e io scrivo anche quando mando messaggi mi scrivo in tabarchino perché mi piace. Quindi in famiglia con mia mamma e mie suore parliamo in dialetto, con le amiche di Cadesseda parliamo in dialetto, quindi si cerca di mandarlo avanti. Si cerca anche di parlare ai figli che comunque provengono da altri paesi che comunque hanno deciso di trasferirsi a Cadesseda o comunque parlano in italiano perché come le è successo a me con un babbo e a mamma che non è di Cadesseda. Per me è una grande cosa importante, sinceramente non avevo ancora tempo di visitare completamente, però so che c'è tanto entusiasmo da chi l'ha visto e è una cosa molto bella, molto importante, è stata un'idea veramente, ma non dico, è proprio quello che penso. Secondo me è stata una cosa che è migliore e che accada ancora, come si può dire, l'input comunque tornò a parlare o Cadesseda o tabarchin come le del lungo parlare, perché chi non è 99 in te botteghe, in bar, in negozi, si parlava solo tabarchin. Secondo il mio punto di vista, io mi stesse proprio al primo posto perché va mantenuto il nostro dialetto va mantenuto, perché comunque credo che ogni dialetto d'Italia va conservato tutti, perché cioè, come si può dire, è la nostra storia. Noi abbiamo questo dialetto e non sa da perdere perché magari i figli. E quindi appunto Raige in questo dà proprio in aggiunto una cosa rafforzativa per fare in modo che questo venga fatto anche di più. E anche questo penso che sia, anzi non penso che sia, durante le scuole, dall'asilo fino alle scuole medie, fa proprio in orario nuova delle lezioni di tabarchin, in modo che l'imparano anche quelli che sono nasciuti da altre parti, però per lavoro, per altri motivi hanno deciso di venire a vivere a Cadesseda, sperando che poi la popolazione aumenti e torni come era una volta. Abbiamo questo progetto a scuola materna, l'anno passato abbiamo fatto ballo e invece quest'anno abbiamo la lingua. E i figli che impariamo, che abbiamo fatto 2 filastrocche e poi la drammatizzazione del Cappuccetto Rosso, come l'ha detto a mia amica Giovanna. I figli sono
contentissimi, sono bravi ed è bello sentire parlo anche diciamo come parlano gli altri, però parlano bene. Allora, come l'ha già detto la mia amica, noi siamo in prima linea per tramandare tabarchi perché è una cosa importantissima. Anzi, se si continuasse questi progetti in scuola sarebbe una cosa grandissima e noi siamo favorevoli e poi comunque Raige ha portato avanti tanti progetti e noi assecciamo Raige, quindi sono le nostre Raige, o dico in italiano sono le nostre radici. La scoperta della lingua tabarchina è stata una cosa naturale, però non da piccinetto. Come so a parlare tabarchina da grande è 60, scusami, cadesse da forte. Però è stata un'esigenza perché un medico si chiama Raige ed è appunto a riscoperta del Merraige del cadesseda, dunque cadesseda con tabarchina, a lingua, a tradizione, a musica, a serenote, insomma, tutte queste cose qui. Dunque è stata quasi una mia omedrento, ecco. Vabbè, cadesseda sì, le piaciuto, magari non è proprio a pronuncia giusta. Questa cosa qui, ma lo so, questa cosa qui lo so. Però per me non è stato mai importante un pensiero da gente. Questa cosa qui è solo per me, che mi serve questa riscoperta a ritrovare un Merraige. Comunque, se non piove, pazienza. Vabbè, la conservazione della lingua è importante perché le tradizioni sono importanti. L'importante è che andò avanti, cioè, al mio futuro, però l'importante è che al mio del re, dunque, la tradizione, le cose. Quello che manca, i suoi noti si cominciano prima di tutto a suonare in generale, che manca i suoi noti che cominciano che suonano. Però per me è davvero importante. Okay, cadesseda che manca un paese che è un museo Raige, appunto, che è un po' a salvaguardia della tradizione. Poi, per esempio, in Gnotri manca a un paese che è Serenote, oppure che a Sagrado do Pilau, do Cascà, che ha tante manifestazioni per la tradizione. Comunque, che tante a me piace. De fare cadesseda anche un paese ne sta benissimo, insomma, anche sono anche in Giappone, le è piaciuto anche lì, dunque a De Feo le ne sta bene. Ovvio, noi parliamo a lingua, dunque se capiamo le parole ci sono importanti, sono tanto importanti, però la musica, l'internazionale, cioè il suono della musica è internazionale. Dunque te vai in Giappone o in America, l'importante è il suono. L'importante è il suono. No, che sono state anche persone, anche da Zena, che sono venuti, mi hanno visto suonare a Zena. E poi sono venuti qui a Cadesseda a vedere i posti come a Scuola Elisabetta oppure il paese, insomma. Questa cosa qui è una sorta di promozione del posto che amo tantissimo. Parlon tabarchi, nulla di abbassasse, del livello abbassasse o denigrasse, parlon tabarchi e non scusasse davanti alla gente perché si parla in tabarchi, scusasse della gente perché si parla in italiano o in altre lingue. Il tabarchi
la nostra identità, il nostro DNA. A cada sera abbiamo una persona che è veramente fondamentale per il paese, quello è Remigio Scopelliti, che ha delle figure come Maria Cabras, la professoressa Maria Cabras, la professoressa Rinuccia Rivano, che il professor Gigi Rivano, ma non solo, ma tante altre persone che hanno dato tanti contributi, non solo dal punto di vista scolastico, non solo dal punto di vista didattico, ma dal punto di vista vissuto. E io da ringraziare che abbiamo queste figure che tutt'ora spingono proprio per far parlare i figli tabarchi. I figli tabarchi, te da casa da te tabarchi, punto. Il paese si svacanta, ma non è un problema dell'immigrazione, perché comunque il paese, anche sull'est, da mettere insieme di attività, uno che fa garantire le attività per tutti. La cosa fondamentale è che anche persone che vanno fuori da casa, quando vanno fuori portano ricchezza a chi? Ecco perché anche fanno questionari, che cercano di raccogliere informazioni, di raccogliere informazioni per migliorare la situazione, proprio perché per fare ricchezza di quello che è gente di cada sera, in questo caso, vedono fuori, di portare chi, ma non per copiare, per fare una ricchezza. C'è diverse attività, innanzitutto culinaria, a cultura, valorizzare il giudizio a cultura, ma soprattutto non solo l'uga, che è importante, ma valorizzo anche tutto ciò che è quei campi che incolti con altri tipi di coltivazione, valorizzando maggiormente, ma non solo per noi, a tutto il giorno a pigiarsi su e a bagnarsi come che diva i veggi, a fare i bagnanti, ma anche proprio per valorizzare, per studiare, per spunciare a altre attività. Per esempio una cosa è mettere cada sera into cammino di Santa Barbara, perché anche cada sera dal punto di vista naturalistico, minerale, archeologico, avanzeria e tutta è esclusa. Mi ricordo del lungo giorno che sono partito per Milano e mia mamma mi ha detto, pensava che mi disse ciao, mi disse ti raccomando, come tutte le mamme, ti raccomando, falla bravo. E mi ha detto, ti dico solo una cosa, te tabarchi. Boh, basta farmi così. Paesaggisticamente parlando, in certo senso all'Escangiò cade seda, sì, all'Escangiò. All'Escangiò in certi modi a mio modo di vedere, in meglio, ma in certe cose non proprio meglio, nel senso che a me non ha preso l'edilizia un po', come si dice, come in termine che si è preso, un'edilizia un po' troppo abbondante in certe zone del nostro territorio, per esempio in costa, verso i Ciase, che insomma prima è piena di verde, di macchia mediterranea, quella che noi ha la nostra comunque peculiarità. Ecco, questo un po' mi dispiace, però ci sono tante altre forme di miglioramenti che man mano che si va avanti si vedono, insomma. Tanta gente purtroppo ha dovuto uscire dal paese, quindi dalla Sardegna, per non trovare lavoro. Abbiamo tanti anche familiari che sono andati sia in Alta Italia ma anche all'estero a cercare lavoro. Poi, in questi anni che l'hanno detto in pensione, quindi arrivando all'età pensionistica, se ne tornano in paese, altri invece che hanno deciso di stare lì e magari vengono solo per vacanze estive. Ecco. Sì, per me le calava anche in nascite, perché secondo me cioè non nasce tanti figli come nascevano prima. Prima del media mia famiglia aveva 4-5 figli, ora che ne hanno 1-2, non di più. Cada sera in questo periodo invernale è un po' triste, perché siamo pochi abitanti, siamo in mezzo da anziani,
a gente anche aveva cercato lavoro in continente, chi accade da se lavora solo periodo estivo. Tu periodo estivo, accade è bella, perché essendo in posto del mo turistica, allora sei in da gente, che è lungo festa, tutti sai musica, alla tie un sacco di gente. E che accade da siamo una trentina di barche che fanno i pescai. Prima che ne abbiamo da giù, solo che la pesca è quella che è, alle poca, e poi molto di gente alla in pensione, i figli non hanno più portato avanti il lavoro dei suoi genitori. E allora mamma il tempo passava, i barche sono diventate meno, perché sono stagioni che ogni anno scambiano, e poi i pesci, secondo me, hanno cominciato a conoscere gli attrezzi e quindi diventano più furbi e quindi non ti riesci a arrivare dove arrivano gli altri. Come lavoro cerco di fare di lungo medio. Quando una giornata va a mo, penso di lungo a giornata dopo, che va meglio. Mi cerco di fare il possibile per migliorare. Secondo me le va ben così che adesso, cioè, nel senso, è importante sia il turismo, il progresso, insomma, il turismo, però l'importante è che tradizioni, dunque, gianca che adesso rimane anche gianca, con tutte, insomma, l'importante è che non scangi tantissimo, insomma. Mi piace se vede torna pochi di figli, rivede le strade piene di figli che giocano come prima, ma ultimamente non è proprio possibile. Rivede via Roma, che è l'unica via principale, che è quella che noi da svenuti se fanno i passeggiate, se fanno i incontri, onde tanti dei nostri mi ho conosciuto mio galante che poi è diventato mio maio, quindi a via onde comunque ripeto, zona di incontri, cioè punto di incontro di tanta gioventù. Tutti si riversano a Ciassa e via Roma. Quindi ecco, rivede migliore in questo. Magari è una piccola cosa perché tanti giorni capisco che a me decidono fare altro, poi con le tecnologie magari preferiscono stare in casa, sto lì al computer, però mi piace se vede torna a passeggiata fuori delle zone e non solo, zone meno zone che comunque si incontra, si parla, un po' come fino a 30 anni fa questa cosa che ancora e purtroppo a mio modo di vedere si è persa. Ava Velesu, una poesia che l'ha scritto Anna. È una bella poesia un po' ironica e quando una persona ha seguito a mie in tuo spegio, infatti si intitola Au spegio. Mamma bella, come son venuta grassa, poi ho proprio una pagiassa, con sto cu e tutta sta abbondanza, ho solo che puia de monton sciabanza. L'è proprio lua de metti mastecchetto. Senza fame non si perdu manco un netto. Come in sé zasta settimana, ma l'arrive me borba da Germania. Me po' un minimo foga tastò tutte le cose più buone da mangiare. Per primo, cassuli, cascà e raio.
e per secondo solo roba de mo. Una tabarchina, cassola, agusta e per finire canestrelli, gatto e fanno in tapusta. De comenzò domenica non se ne parla proprio, il giorno del Signore se mangia doppio. Poi vengono i santi, i bambini, carlevò, come se posto senza mangiare. Lascio passare l'inverno, ma non mi tundere. Ho deciso, comincio dopo San Pietro. O gustato vivuru e usa cabau, grazie a posa esighiu. Si dovrà usaviri sa gira ghienidi con un rotto viunu da boga bogi. Chi commenta sempre, si bollesi si nallai eventusu, fatusu o contusu, che pensai si possano essi da caballo, ad uso scontai, scrivesi una lettera a soggià su bogabogi.tv, gmail.com, poi taseu su noi bruschiatro, poi intendi sa bogi da posatrusu.